Proclamo eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo, scrosciante applauso accoglie l'elezione di Sergio Mattarella, 12° Presidente della Repubblica Italiana. La linea di Renzi ha vinto con un risultato in termini di voti superiore alle aspettative. Il fatto che i grandi elettori nel segreto dell'urna abbiano dato una così grande adesione a questa figura significa che ne riconoscono il profilo di onestà, di rigore morale, di solidità e anche di garanzia per il percorso delle riforme che dovremo continuare in questo periodo in Parlamento. Momento di grande democrazia per la senatrice trevigiana Laura Puppato. Ha unificato il Partito Democratico, le fa eco la deputata Floriana Casellato. L'elezione al Colle del giudice costituzionale ha ricompattato le file del partito del Premier a Roma come in Veneto. Auguro buon lavoro al Presidente Mattarella, che sicuramente è una persona che è sobria, che ha una grande competenza e penso che potrà fare assolutamente bene il ruolo di Presidente di tutti. E se il centro-sinistra si ricompatta su Mattarella, il centro-destra si spacca ulteriormente. Il presidente dei senatori di Area Popolare, il trevigiano Maurizio Sacconi, si dimette da capogruppo. Alfano dice per ragioni diverse dalla scelta del nuovo presidente, ma il tweet cui Sacconi affida il suo commento lascia poco spazio alle interpretazioni. No pregiudizi su Mattarella, ma il cinismo di ridare peso alle sinistre dentro e fuori il PD uccide riforme, lavoro, giustizia, fisco, fine di ogni speranza. In linea invece con Alfano l'altro senatore trevigiano dell'NCD, Franco Conte. Abbiamo votato l'uomo, sia pur non condividendo il metodo. Non condividono nome e metodo gli azzurri di Berlusconi, anche se qualche francotiratore in Forza Italia c'è evidentemente stato, ed i leghisti che compatti hanno votato per 4 volte il giornalista Feltri. Lapidario il commento di Luca Zaia. Spero che ci siano giorni migliori anche per dimostrare una visione più federalista e autonomista di questo Paese. La verità è che a tutt'oggi noi dobbiamo prendere atto che il centralismo di Roma impera ancora.